Le aziende di servizi pubblici del Veneto sono tra le migliori d'Italia. Lo dimostrano i dati diffusi a margine dell'Assemblea di Confservizi Veneto, associazione delle società a capitale pubblico-privato di proprietà degli enti locali che forniscono servizi quali il ciclo idrico integrato, la gestione dei rifiuti, il trasporto pubblico, i parcheggi, la distribuzione del gas e la produzione di energia. Il Veneto ha fatto un percorso di aggregazioni riducendo il numero delle aziende del 90% negli ultimi 5-6 anni. Tutte le aziende di servizio pubblico hanno i bilanci in attivo. Molti dei servizi che eroghiamo, soprattutto quelli cofinanziati dalla finanza pubblica, li eroghiamo a un costo per la collettività inferiore a quello della media nazionale. E considerando che è noto che molti dei servizi che eroghiamo sono di livello superiore alla media nazionale, è anche giusto che i nostri concittadini lo sappiano. Nel comparto della gestione dei rifiuti la raccolta differenziata in Veneto raggiunge il 73% a fronte di una media nazionale del 52% e del 64% al nord. Gli abitanti della regione sono i più virtuosi anche nella separazione degli scarti organici che arrivano a ben 162 kg per abitante all'anno rispetto a una media nazionale di 107. Nel ciclo idrico integrato il consumo d'acqua medio nazionale è di 220 litri per abitante al giorno e di 216 in Veneto, dove l'approvvigionamento avviene solamente per l'11% da acque superficiali e per il 4% da laghi naturali o bacini artificiali, mentre le percentuali più importanti riguardano le sorgenti per il 28% e i pozzi per il 58%. Da sottolineare quindi la bontà dell'acqua erogata. Molteplici sono le esperienze e i progetti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con impianti idroelettrici, fotovoltaici ed eolici. Da evidenziare i 2 termovalorizzatori di Padova e Schio che utilizzando la frazione secca dei rifiuti quale combustibile producono 133 gigawattora all'anno, corrispondenti a oltre 11.400 tonnellate di petrolio equivalente. Nel trasporto pubblico locale le aziende venete realizzano complessivamente un utile positivo di oltre 13 milioni di euro, mentre a livello nazionale la perdita supera gli 87 milioni. Il rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi evidenzia un'ulteriore eccellenza. Nella nostra regione si attesta al 53,8%, oltre 22 punti percentuali in più di quanto avviene in Italia con il 31,6%. È un messaggio forte che diamo al Veneto perché le aziende pubbliche che erogano i servizi alla collettività, quelli che arrivano in tutte le abitazioni dei 5 milioni di abitanti del Veneto, queste aziende, ora che è il periodo di bilanci, hanno tutte i loro bilanci in positivo, quindi abbiamo aziende sane, aziende a capitale pubblico sano e che erogano servizi di altissima qualità.